Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Eravamo lì che festeggiavamo, Trump, viva Trump, sì, adesso che bello, e adesso siamo i gattini che fanno miau, miau, miau. Cosa succederà adesso? Cosa succede adesso all'Europa? I dazi, tranquilli, tra il dire e il fare, signori, calma. Sono le 7:31, siamo anche giusti come orario, state tranquilli. Buongiorno a tutti da Sammy Varin, certo, rassegna stampa, buongiorno ad Andrea in regia, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono da tutta Italia e non soltanto, tanti italiani all'estero che ci ascoltano da mezzo mondo nei modi più strani. Uno può andare sul sito radiolibertà.net, uno può scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e veramente ci ascolta in tutto il mondo. Qui a Milano so che molti, mentre aspettano la metropolitana, tranquillamente cuffiette, intabarrati perché fa un freddo boia, e ascoltano la rassegna stampa di Sammy Varin. Grazie per tutti questi gruppi d'ascolto. Il modo migliore per ascoltarci è sicuramente da sotto le coperte. Chi se lo può permettere, chi comincia a lavorare più tardi o non lavora proprio perché è in pensione meritatissima, buon mattino da Sammy Varin da sotto le coperte, canale 252 del televisore. E naturalmente buongiorno agli eroi, già in giro in macchina a quest'ora, già da qualche ora, certo, possibilmente. Siamo quasi arrivati sul posto di lavoro, vi accompagno. Tra pochissimo parto con qualche titolo dei quotidiani oggi in edicola e naturalmente per chi poi si perde la rassegna stampa perché deve spegnere la radio, deve lavorare, tranquilli, ogni sera dalle 20 alle 21 c'è un riassunto del peggio o del meglio, più peggio che meglio, della rassegna stampa e poi sul sito radiolibertà.net, oltre a trovare le ultime notizie, i commenti del giorno che non vi aspettate, c'è anche il podcast di tutte le trasmissioni e potete quindi riascoltarle, scaricarvele senza problemi. Un'occhiata alle ultime notizie prima della carta stampata. L'agenzia ANSA apre con Trump, ormai ufficiale, eravamo lì che aspettavamo, arrivano, ce li dà, ce li fa, Sì, Trump avvia la guerra dei dazi, gli Stati Uniti fuori dall'OMS, parleremo con Putin a breve. Il neopresidente ha graziato rivoltosi di Capitol Hill e firmato l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima. Primi raid antimigranti, aperto all'idea che Musk compri TikTok. Maxi investimento fino a 500 miliardi nell'intelligenza artificiale. Questa è l'apertura corposa del sito dell'ANSA. Andiamo sul sito di Repubblica. Sono sempre un po' terrorizzato, quando vado su Repubblica so che arriva il peggio e infatti il nuovo presidente americano viene additato come uragano Trump, lancia i dazi, blocca tassa globale a Big Tech e si ritira da OMS e accordi sul clima. Vediamo invece il Corriere.
In aggiornamento il tennis, Sonigo Shelton quarto all'Australian Open, grande controbreak di Lorenzo. Subito sotto Trump corre, valanga di decreti, dagli USA fuori dall'OMS al ritorno della pena di morte federale e partono le prime cause. Lo facciamo strano. Cominciamo da qualche giornalino. Non partiamo dai giornaloni, ma giornalino, che chiaramente è giornaletto se volete, un vezzeggiativo in senso positivo, cioè quei giornali meno conosciuti, si fa per dire, ma che magari hanno un titolo bello potente. Sicuramente conosciuto è il quotidiano L'Unità, che parte con se questo non è fascismo, Trump ha demolito il tabù dell'America democratica. Scendiamo un po' più in basso, il Riformista. E adesso tocca a noi. Von der Leyen da Davos sprona l'Unione Europea. Le misure di Trump impongono una nuova agenda. Interessa più al territorio il quotidiano Il Gazzettino, e ci piace perché apre con autonomia, ora la Lega prenota la regione. Subito sotto il titolo principale è però Trump, un ciclone sul mondo. Il quotidiano Il Mattino di Napoli, Sud protagonista con il PNRR, mentre il Secolo XIX apre con i treni KO ci costano caro. Il Secolo d'Italia, pronti a negoziare, l'Unione Europea Trump, rompere i legami, non serve a nessuno. La notizia, dai dazi alla guerra, Trump presenta il conto all'Europa e von der Leyen si sveglia fuori tempo massimo. L'opinione delle libertà, Trump, rivoluzione all'alba. Infine il quotidiano del Sud, Europa-USA, le prime crepe. Con Trump si allarga la distanza tra l'Unione Europea e le sponde dell'Atlantico. Staremo a vedere cosa succede. Intanto il buongiorno si sente dal Varin, ma lo sapete anche dai vostri messaggin, e quindi potete darvi da fare. Non l'ho detto prima, lo dico adesso. Il bello della nostra rassegna stampa è che in diretta potete commentare tutto ciò che vi sto raccontando facendo un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 340 67 09 659. Io ogni mezz'ora faccio un riassuntino di ciò che mi sta accadendo e poi naturalmente più avanti commentiamo anche con personaggi della politica. Alle 8:45 oggi abbiamo la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e con lei parleremo di armi all'Ucraina. Già, perché ieri c'è stata la comunicazione di Crosetto, guarda un po', Crosetto ha riferito in aula che si va avanti con le armi all'Ucraina e non facciamo certamente i salti di gioia, ma parliamo tra poco di Ucraina e di Zelensky, perché oggi viene intervistato a tutto campo su alcuni quotidiani. Intanto però ci tuffiamo proprio sulla carta stampata, vediamo da dove parte Sammy Varin quest'oggi. Parto, lo so che vi piace, dal quotidiano Avvenire, Talchi l'Avvenire, fuori dal mondo. I primi decreti di Trump. Gli USA escono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dagli accordi di Parigi sul clima e da quelli sulla tassazione delle multinazionali. Torna la pena di morte federale. Fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, fuori dagli accordi di Parigi sul clima, fuori da quelli sulla tassazione delle multinazionali. Pochi minuti dopo il suo insediamento, Donald Trump mette la sua firma sotto alcuni atti che fanno uscire gli Stati Uniti da alcune delle principali alleanze in cui erano inseriti. Non solo,
torna la pena di morte federale e nelle prossime ore sono attesi i primi blitz contro gli immigrati. Prime reazioni da parte della comunità internazionale, con la Presidente della Commissione europea von der Leyen dice saremo pragmatici ma ci difenderemo, e la Premier Meloni che sferza l'Unione Europea sulla difesa comune. La racconta giusta oggi in apertura il quotidiano cattolico Avvenire. Di spalla, Amoroso guiderà la consulta, referendum, mobilitazione al via sulla cittadinanza, autonomia, i LEP prioritari. Il sì a 5 referendum su 6 apre una nuova stagione politica, le nuove generazioni dei migranti esultano, traguardo storico per la consultazione sulla cittadinanza. Non ho capito bene, cos'è che hanno scritto? Le nuove generazioni dei migranti esultano? Vedi, il quorum sarà difficile, ma ci mobiliteremo sui social e nelle piazze. Tutti i migranti a votare, tutti, votate. In Parlamento sono ferme ben 18 proposte di riforma da Forza Italia al PD e si parla sempre della cittadinanza. Cioè, in America tolgono lo ius soli e qui lo mettiamo. Eletto intanto il nuovo presidente della Corte Costituzionale è Giovanni Amoroso. Dopo la bocciatura del quesito sull'autonomia, Amoroso ha sottolineato che la priorità adesso sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Benvenuto Amoroso, se ne è accorto pure lui. Dopo l'arresto a Torino, e questa è un'altra notizietta che viene sfrugugliata un po' sui quotidiani, ma ancora non è esplosa per bene. Che è successo? Epilogo shock per la vicenda del torturatore ci sono dei disturbi in antenna. Al-Masri, scarcerato, è tornato in Libia. È stato scarcerato e già rimpatriato ieri in serata il comandante libico Najem Masri Abish, arrestato domenica scorsa a Torino in esecuzione di un mandato della Corte Penale Internazionale. L'uomo, considerato un efferato torturatore di migranti, è stato espulso per un errore procedurale. Cioè, cosa vuol dire? Che facciamo un errore e lo buttiamo fuori. Ma è un errore, però critica l'opposizione che aveva invitato a rispettare l'indicazione della Corte dell'Aia. Staremo a vedere. E più avanti su altri quotidiani sicuramente se ne parla un pelino di più. Intanto andiamo sul Corriere e naturalmente Trump corre, valanga di decreti. L'apertura principale del Corrierone va di fretta. Il Trump secondo nel suo primo giorno firma una valanga di provvedimenti, dai raid contro i migranti al licenziamento di 1.000 dirigenti nominati da Biden, dal ripristino della pena di morte federale all'uscita dall'OMS, mentre von der Leyen sprona l'Europa a un cambio rapido di passo. Ma è lei l'Europa, cioè, il fatto che non sia andato nessuno a vedere e a osannare Trump, ci siamo andati solo noi, come cantava Toto Cutugno. A questo punto penso che non è che la Meloni fa un altro viaggettino da quelle parti per ingraziarcelo un pelino di più. Questa cosa dei dazi fa un po' paura. Siamo sempre in prima pagina sul Corriere. L'assalto al Campidoglio, il perdono riscrive la storia, liberi i leader dei gruppi di ultradestra, ma d'altronde, insomma, cosa doveva fare? Anche Biden ne ha graziato qualcuno. Il ministro in aula di spalla con Alessandra Arachi, treni nel caos, Salvini attacca, guasti e incendi sono dolosi. Faremo di tutto per garantire trasporti efficienti e sicuri. La rete ferroviaria è da anni oggetto di attacchi, ma un paese grande come l'Italia non si farà intimidire. Gli incendi e i guasti sono finiti dopo l'esposto. Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini nell'informativa ieri alla Camera, ora sarà al Senato, ha anche attaccato Movimento 5 Stelle e PD perché sotto la loro gestione i risultati erano peggiori. Meno treni, meno cantieri, più ritardi, secca la slime, cominci a lavorare e Meloni si scusi.
In centropagina sul Corrierone l'operazione in Cisgiordania, il capo dell'esercito lascia il 7 ottobre o fallito, Israele l'altro fronte, raid e morti a Jenin. Anche sul quotidiano Il Corriere, Torino fermo irrituale, migranti espulso il capo aguzzino del carcere libico. È un caso l'arresto e poi la liberazione del carceriere libico arrestato su ordine del Tribunale internazionale. Me lo richiedete, certo, e d'altronde è su tutti i vostri telefonini il saluto romano, ma se qualcuno di voi non ha ricevuto gli altri saluti romani, ragazzi, ma ve ne facciamo anche noi quanti ne volete, perché non sono saluti romani. Maschere autistico, ok? E ci sono molti altri che in tutti questi anni, decenni, sono stati autistici anche nel mondo dello spettacolo, ragazzi. Cioè, scrivetemi al 340 6709 659 un vostro pensiero e io vi mando, se volete, un po' di foto, perché ci sono personaggi dello spettacolo che normalmente, oltre che i politici di tutto il mondo, normalmente per salutare allungano il braccio come per dire: a voi il mio cuore, lo sto facendo anch'io, saluto romano, e lo sto facendo, a voi il mio cuore, ve lo mando, ve lo spedisco, alle normal, e invece è un saluto romano, perché poi agli americani, cioè, fascisti, antifascisti, sta cosa forse o lo fanno per far arrabbiare quelli di sinistra qua in Italia, ma mi sembrerebbe un po' strano, oppure il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere. Il saluto Ro-Musk. Non so se quello di Musk fosse un saluto romano o un irrigidimento isterico dell'avambraccio. In ogni caso la Roma che ha in mente quell'invasato è l'urbe non di Mussolini ma di Nerone. Una cosa è certa: da qualche tempo persino chi vedeva in Trump il male assoluto lo ha retrocesso a relativo. Scopriremo presto se le cose stanno effettivamente così, ma al momento lo si è visto anche durante la cerimonia di insediamento. La semplice presenza di Musk al suo fianco basta a ridurre la carica eversiva del Babaun Chef, assegnandogli obtorto collo il ruolo di vecchio saggio incaricato di smorzare gli eccessi visionari del socio finanziatore. Potrebbe trattarsi di un gioco delle parti. Ogni leader ama essere amato da tutti e il modo più sicuro di riuscirvi consiste nel mettersi accanto qualcuno più inquietante di lui. Così potrà apparire rassicurante persino agli occhi dei suoi avversari. Gli esempi anche in Italia non mancano. Andreotti si accompagnava a Sbardella, Berlusconi a Previti, Renzi a Renzi, ma forse i nostri giudizi sono condizionati dal linguaggio che esprime sempre lo spirito del tempo. Trump è uomo all'antica. Manifesta ancora la sua cattiveria, vera o presunta che sia, con le parole. Al massimo vi aggiunge il tono di voce, le espressioni del volto. Invece Musk, più moderno, comunica a fumetti, digitando emoticon, roteando pollici e stendendo avambracci. Ha messo un motore nuovo al passato e lo ha chiamato futuro. Io non lo so cosa ne pensate, ma naturalmente chiedo a voi un aiuto, come al solito. Sì, la rassegna stampa è una cosa durissima da portare avanti. Aiutatemi, ascoltatori di tutta Italia, scrivetemi, faccio anch'io il saluto romano, a me, a voi, il vostro cuore, il mio cuore, il cuore dei nostri registi, sì, ma soprattutto scrivetemi 340 6709 659, ditemi se è un saluto romano o che cavolo è sta cosa, perché è una bombetta che per il momento sentiamo solo i petardini, ma la bombona, secondo me, deve ancora esplodere. Torniamo tra poco sul quotidiano Il Corriere, perché ci sono un fracco di paginoni su quanto ci riserva Trump, e oggi vi le leggo tutte, anche sull'autonomia, assolutamente sì, anche sugli ostacoli all'autonomia che qualche alleato potrebbe regalarci, ma andiamo sul Fatto Quotidiano perché so che vi piace così. In centropagina Meloni
via Santanché, Crosetto e Salvini, resti, le destre spaccate, la Premier la vuole fuori entro il 28 gennaio. Quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo, è ancora presto. La russa in missione. La ministra imputata spacca i 3 fondatori di Fratelli d'Italia. Ieri pranzo tra Giorgia e il presidente del Senato che dovrà indurla ad andarsene. In taglio alto, l'effetto Trump. Ieri la Russia era impantanata, ora vince. Sugli stessi dati, Crosetto ribalta le parole di Meloni. La Premier il 9 gennaio accreditò la versione NATO-UE su Kiev. Il ministro ieri ha detto: i russi avanzano più di prima. Nuove armi? No, solo da 5 Stelle e AWS. Dazi e spese militari, Giorgia tornerà negli USA. Wow, avete sentito sta cosa? La rimandiamo di nuovo là. A questo punto converrebbe fare telelavoro direttamente dagli Stati Uniti, perché ci continuano ad andare, ma va bene, abbiamo bisogno di questi viaggi e soprattutto, insomma, che si fermi un po' di più a parlarci, perché l'altro giorno si sono detti solo ciao, troppo poco. Molliamo il Fatto Quotidiano. Andiamo sul quotidiano Il Giornale. Effetto Donald. Trump scuote l'Europa. La von der Leyen accelera su clima e burocrazia dopo il discorso di insediamento del tycoon. È il momento di cambiare marcia. Operazione di Israele in Cisgiordania. Hamas chiama subito alla lotta. L'editoriale oggi sul Giornale è di Vittorio Feltri, La vittoria del buon senso. Trovo che il discorso del nuovo presidente degli Stati Uniti, contrariamente a quanto sostiene la maggioranza dei miei colleghi, sia con ogni evidenza ponderato. Devo dire che Trump ha superato e allo stesso tempo deluso ogni aspettativa. A restare delusi sono stati quanti seguitano a proporre Trump quale male assoluto e pericolo mondiale, minaccia globale alla pace e all'economia, ai diritti umani e civili nonché all'ambiente, i quali tuttavia, nonostante la sensatezza delle frasi pronunciate dall'inquilino della Casa Bianca, non hanno rinunciato all'istinto irresistibile di attaccarlo e di fargli le pulci. Ci sarebbe soltanto da riconoscere la capacità di quest'uomo di mettere d'accordo tutti, bianchi, neri, donne, uomini, giovani, vecchi. Invece no, ancora egli viene dipinto alla stregua di un despota che si sarebbe imposto senza passare per quelle democratiche elezioni che pure ne hanno segnato per la seconda volta il trionfo. Una verità indigeribile alla sinistra, ma io non mi faccio influenzare dall'ideologia, non mi inginocchio davanti al politicamente corretto, non mi adeguo a quel conformismo del pensiero a cui tutti ansiosi dimostrano di aderire inveendo contro colui che il progressismo ha individuato come acerrimo nemico politico e culturale. A me Trump piace e mi piace da sempre. L'ho difeso durante la campagna del 2016, quando tutti lo davano per sconfitto, e mi piace ancora di più adesso. Lo trovo maturato politicamente e in ottima forma sulla scena. E qua mi fermo, ma l'editoriale di Vittorio Feltri oggi sul Giornale prosegue all'interno. Ossessione. La sinistra impicca Musk per un saluto romano fake. Ed eccolo qua, testa in giù, il fantoccio di Musk a Piazzale Loreto. Sì, qui a Milano, certamente. A proposito, Luigi Mascheroni, nel suo Giù la maschera, ci scrive fascismo su Marte. In effetti, uno poi fa un attimo il collegamento, dunque Musk fascista, saluto romano, e Musk che andrà su Marte, e quindi sono contenti tutti i pedini, fascisti su Marte, bellissima. L'intervista a Luca Zaia, quest'oggi ve la leggo tra pochissimo sul quotidiano Il Giornale. Ma intanto io vado avanti e vi leggo la prima pagina del Resto del Carlino, mentre stanno arrivando tutti svegli a resta, decine, belli tosti di messaggi al 340 6709 659, 10 minuti dopo la pausa delle 8 vi leggo tutto quanto. Quotidiano Nazionale, Resto del Carlino, Trump
pena di morte in tutta America. Cosa fate con lo sguardo soddisfatto, eh? C'è mica che qualcuno di voi la vorrebbe anche qua in Italia. Poi lo sapete che tra il dire e il fare, ragazzi miei, però sai, sono messaggi, Solo per questi messaggi già tutti hanno paura. Qui in Italia ce n'è solo uno che ha provato a lanciare questi messaggi. Si chiama Salvini di cognome e Matteo di nome. Punto. Sia le esecuzioni federali, guerra dei dazi a Messico e Canada, minacciate ristorsioni a chi passa le multinazionali, a chi tassa le multinazionali USA, via dall'OMS, stop allo Ius Soli, gli stati democratici fanno causa, le interviste, lo storico Pastori è il paese profondo, Marchetti della Luis, l'Unione Europea si riformi. In centropagina siamo su QN, la madre di Regeni al processo contro gli 007 egiziani. Fu chiaro cos'era successo. Una suora mi disse è un martire. Vidi il corpo di Giulio, capì le torture. Ma ancora, sempre sul quotidiano nazionale, i nuovi Stati Uniti, quelle paure fomentate. Dio è con me, stile imperiale. E poi intervista a Nannicini, il referendum sul Job Act fa perdere credibilità al PD. Sì, è un giochetto particolare questo del referendum. Abbiamo tolto dal mazzo il referendum sull'autonomia, aleo, ma forse se si potesse fare sarebbe meglio per qualcuno. Adesso l'opposizione va allo sbando per questo referendum perché non sono mica tutti d'accordo, sai? È un referendum anche contro lo stesso PD o quel che rimane del PD, compreso un certo Renzi. Moliamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale. Sì, c'ho ancora una manciata di minuti e vado proprio sul tempo. La sinistra accusa Musk di fare il saluto romano, da Schlein a Saviano fino alla Boldrini, insulti, maledizioni, l'avete sentita quella di Saviano, e Musk a testa in giù per un gesto che in America fanno tutti, da Obama a Kamala passando per Hillary, Vannacci, figurati se quello è fascista, e il titolo principale sul Tempo di Roma è Antifascisti su Marte. Il Tempo di Osho. E c'è anche all'interno questo articolo e riprende anche il nome di un nostro programma ormai divenuto famoso il mercoledì dalle 12 alle 12:30. Magna al Senato, numero chiuso alla buvette e una folla di migliaia di persone. È questa la fila per la buvette? Perché pare che alla buvette del Senato si intrufolino personaggi che non c'entrano assolutamente niente, cioè c'entrano, ma non dovrebbero essere lì. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo, attenzione, questa è una notizia che non appare su altri giornali. Massaggio cardiaco in diretta con il 118, è spuntato un nuovo audio sul caso Rami, così i carabinieri provarono a salvarlo. L'audio del carabiniere che parla con il pronto soccorso, con la Croce Rossa, che gli dà consigli su come fare il massaggio cardiaco. Il carabiniere non si è fermato un secondo in attesa che arrivasse proprio l'autoambulanza. Quotidiano Il Tempo, via! Vi lascio con il quotidiano Repubblica. Qual è il titolo di Repubblica? Indovina, indovinello. Trump alla guerra dei dazi, che è forse il titolo che ci fa più paura, diciamo così. E dazi, Trump che dice all'Europa comprate un po' troppo poco dagli Stati Uniti, e allora arrivano i dazi. Ma su che cosa ci metterà i dazi? Questa è la nuova America, secondo la Repubblica. Subito misure contro Messico e Canada, cancellata la minimum tax sulle multinazionali. L'Europa pronti a reagire. Firmati i primi 100 ordini esecutivi. Gli USA fuori dall'OMS e dall'accordo sul clima. Torna la pena di morte federale. Retate antimigranti in chiese e scuole. Graziati gli assalitori di Capitol Hill. Naturalmente il personaggio di Stefano Massini, quel saluto di Musk non è un film. Ma in centropagina si dà importanza anche alla nuova operazione israeliana, attacco in Cisgiordania, tregua a rischio.
Di spalla, concetto vecchio con il caos treni, Salvini in aula, il governo lo lascia solo. Sempre sul quotidiano Repubblica, il caso scarcerato il libico torturatore, una vergogna, e poi il processo, Regeni, la madre, la suora mi disse, è un martire. Questo ed altro sul quotidiano La Repubblica, che lo so, non vedete l'ora di sfogliare in mia compagnia, c'è tempo. Ora c'è la pausa, come ogni mezz'ora, solo artisti indipendenti sconosciuti da queste parti. Alle 8 c'è sempre un pianista o una pianista, pausa con Francesca Tandoi.
Insomma, diciamo che se non vi siete svegliati con questo, io getto la spugna. Pink Walker, lei è Francesca Tandoi, ha suonato su ognuno di noi, praticamente ci ha svegliato per bene, ci ha suonati. Lei è pianista, cantante, compositrice straordinaria, band leader, una vera e propria eccellenza del jazz italiano che ha portato la sua musica in giro per il globo. Pensate, in queste settimane, dopo Atene, Varsavia, Monaco, Berlino, suonava l'altro giorno con un certo Stefano Bollani. Sconosciuta qua da noi, e Sammy Varin ve la tiene ben in caldo, e ogni settimana facciamo un giro con il suo piano. Pink Walker, Francesca Tandoi, su tutti gli store digitali e naturalmente semplicemente in quelli di YouTube. Buon mattino da Sammy Varino, grazie ai nostri tecnici Sveva e Andrea con noi, ma soprattutto grazie a tutti voi che avete la benevolenza di accendere Radio Libertà perché cercate un prodotto diverso, grande come l'universo, cercate un'informazione un po' fuori dal normale, c'è sempre informazione, ma la nostra è anche un po' controinformazione. Grazie, canale 252 del televisore in tutta Italia, la Radio DAB sulle vostre autoradio, anche lì una volta che prendete il nostro segnale non lo perdete più, o semplicemente scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o andando sul sito radiolibertà.net, dove potete anche leggere i commenti di tanti importanti rappresentanti della politica e non soltanto. E perché no, è un po' che non lo dicevo, aiutare la nostra radio con un contributo volontario. Grazie, radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati, bastano 5 euro per dire: Sammy Varin, ascolto anch'io la tua rassegna stampa, mi fa un certo effetto, ma ti sento ugualmente perché mi piace il tuo modo di fare e di condurre. Anzi, al contrario, non mi piace del tutto, voglio Cainarca. L'altro giorno c'era uno che offriva 500 euro perché Cainarca tornasse a fare la rassegna stampa. Spero che almeno 5 euro me le puoi donare, barbone, straccione, pezzente di un ascoltatore. Scherziamo, naturalmente. Ciao Sammy, non capisco perché Trump, che vende petrolio e gas, dice drivellare, e noi che tra un po' compreremo anche l'aria perché non la possiamo fare in attesa dell'energia nucleare. Caro Mario, Crosetto ci riprova ancora. Con la scusa che i nostri soldati devono imparare, li vorrebbe mandare in Ucraina. Ma ci crede scemi? Fermate quest'uomo, mandatelo a casa. Sono altre le scelte, caro Maurizio. Si può avere parere discordante su questo. Sentiremo alle 8:45 la senatrice della Lega Stefania, non riesco proprio a dirlo oggi, lei, Pucciarelli, proprio sul ministro della difesa che ieri ha riferito in aula sulle armi che abbiamo deciso di dare ancora all'Ucraina, ma è l'ultima volta. A venire è la Repubblica dei Vescovi, scrive Enrico Toscano Imperia, grandissimo. Buona giornata, mi chiedo perché la Lega rimane aggrappata al governo se la guerra e le armi, sulla guerra e sulle armi la pensa al contrario da Crosetto. Cara Luisa, quante volte l'abbiamo detto, lo sai, basta fare qualche cenno e ti dicono: ma prego, quella è la strada, andate pure, ci fanno uscire dal governo. Magari dovevamo uscire lo scorso giro, quando c'era qualcun altro al governo, e adesso è un governo di centrodestra che porta avanti quello che la Lega ha messo in programma da decenni nel suo programma politico. Non è il momento giusto, diciamo così. Certamente può mettere i puntini su lei, direi che è il caso, visto che lo fa anche qualcun altro del centrodestra sull'autonomia, ad esempio. Ciao Sammy, per me Trump non farà dazi all'Europa in cambio di comprare gas e petrolio da loro e aumentare le spese militari per la difesa NATO. Sì, ricordiamolo comunque che tra il dire e il fare non strappiamoci i capelli, non diveniamo tutti dei piccoli Sammy Varin. Buongiorno, c'è ancora qualche coglione che crede all'euro e all'Unione Europea? Via subito, distinti saluti, Corrado da Treviso. Avete sentito la canzone di Enrico Ruggeri? C'è stata la replica alle 7:20 della trasmissione di Claudio Borghi Aquilini
alla fine di questa trasmissione abbiamo mandato il pezzo Non mi importa dal nuovo album di Enrico Ruggeri, bellissimo, elegante, ma con qualcosa di appuntito all'interno. Fatevi un giro su YouTube, scrivete Enrico Ruggeri. Ciao Sammy, ma quale saluto romano? Figuriamoci se lui ha in mente queste miserie sinistroidi. Poi basta vedere che ieri hanno messo il fantoccio di Musk a testa in giù, che già mi sta enormemente simpatico. Sì, Dani, assolutamente, tutto va preso con le pinze, anche il fantoccio, ma qualunque cosa, ribadisco e discoriba, sono messaggi, proprio quello che l'Europa non è capace di fare, e l'Italia li faceva questi messaggi quando c'era un certo Matteo Salvini. Adesso ultimamente basta che dici una roba, mannaggia. E se il saluto lo avesse fatto Bergamasco, come avrebbero detto? Lo so, c'è un po' di sta cosa, saluto romano, ma i saluti bergamaschi non si usano più, niente da fare. Sto leggendo i vostri WhatsApp, signori belli, quelli che mi arrivano, quanti? Al 340 6709 659, appuntatevi sul vostro cellulare questo numero, perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte per commentare qualunque cosa. Divenite dei piccoli grandi giornalisti, potete anche farci un audio, un video, no problem. A proposito di audio, ce n'è proprio uno. Sul cursore Sveva sentiamo cosa ha da dire questo. Buongiorno Sammy, sono Albino della provincia di Torino. Ciao Albino. La storia del saluto fascista di Elon Musk è una cretinata assurda, ma solamente dei poveretti, dei decerebrati, dei poveretti senza cervello possono elaborare una teoria del genere. Ma non dimentichiamoci mai che questi personaggi sono anche quelli che poi ti propongono la pasta asciutta antifascista. Mi è rimasta in testa quella. Ma cos'è questa pasta asciutta antifascista? La pasta asciutta. Bisogna essere idioti per arrivare a questi livelli. E questi sono gli stessi che vedono il fascismo dappertutto. Anche magari il bambino che saluta la mamma con il braccio destro alzato. È un piccolo fascista. È vero, ma vada a non farsi furbi. Grazie, caro, grazie. No, anche perché lo ripetiamo, in America non ci sono fascisti e antifascisti, capito? Cioè è un qualcosa che è di moda soltanto qua da noi, perché ci siamo passati un pochino più vicini. Buongiorno, il decreto flussi rinnovato fino alla fine 2027, così abbiamo per esempio medici, infermieri con dubbie competenze, non iscritti a nessun ordine, liberi di non sapere neppure l'italiano. No, un corsettino glielo facciamo fare, dai. Mentre i nostri, oltre al percorso ad ostacoli e spese non indifferenti, sono ingabbiati da ordini corrotti e sinistri. Marco ci scrive anche: se Avvenire si comporta da femminuccia isterica, vuol dire che Trump sta facendo cose giuste. Mi fermo, lo so, poi mi rimproverate, Sammy Varin, ma non era una rassegna stampa, ma ho sbagliato canale, la miseria, basta. Andiamo sul quotidiano La Stampa. Vi faccio godere con il titolo della Stampa, che è Trump, America contro tutti. Tasse, clima e sanità, rivoluzione nei decreti, pena di morte più facile, liberi 1600 di Capitol Hill, max investimento e meno vincoli sull'intelligenza artificiale, von der Leyen, apriamo a Cina e India. Ma come? Perché finora eravamo chiusi alla Cina? Ma sui dazi Bruxelles saprà come difendersi, scrive nell'analisi Veronica De Romanis. Ci risiamo, con Donald Trump nuovamente la Casa Bianca torna sul nostro dibattito pubblico la solita lamentela. L'Europa non c'è, è debole, divisa, insomma il progetto è fallito. Eppure la storia fino ad ora ha dimostrato l'esatto opposto. Quando c'è stata una crisi, l'Europa ha saputo reagire in modo coeso. Non ci sono motivi di pensare che ciò non avverrà durante il secondo mandato di Trump, che in un certo senso può rappresentare una crisi, la quarta degli ultimi 20 anni dopo quella finanziaria, quella pandemica e quella energetica. Le ragioni per un cauto ottimismo sono diverse, ma andiamo con ordine ricordando ciò che è stato fatto in passato. Durante la crisi finanziaria degli anni 2008-2011, l'Europa è diventata più coesa dal punto di vista economico. I passi compiuti, gli strumenti introdotti ne hanno rafforzato l'architettura finanziaria. Solo per fare qualche esempio è stato istituito il meccanismo europeo di stabilità, il MES, che agisce da banca.
scusate, mi si è fermata la voce. In caso di sto scherzando, dai. Il MES che agisce da banca in caso di dissesto macroeconomico di uno Stato. Avete capito che siamo proprio sì sul quotidiano La Stampa. Proseguite a leggere a pagina 7 l'analisi, se avete coraggio, di Veronica De Romanis. Le analisi altre: Musk ama gli autocrati perché odia i burocrati, scrive Simona Siri. Gianluca Nicoletti, il braccio teso di Elon e la fesseria autismo. Guido Scorza, noi gli algoritmi e il nuovo Far West. Marcello Follini, la religione esibita come merce politica. Flavia Perina, l'insensata euforia dei MAGA d'Italia. Alessandro De Angelis, il piccolo mondo antico dei progressisti sfasati. Bello, bello, dopo vi porto all'interno. È carina questa cosa, insomma. Come abbiamo accolto le uscite di Musk in queste primissime ore. Ma sul quotidiano La Stampa, signori, oggi c'è l'intervista. Chi intervista chi? Zelensky sulla NATO, l'Ucraina tradita da 3 paesi europei e dagli Stati Uniti. Qui ci vuole la musichetta. Tan, da, da, da. Quali sono i 3 paesi europei? Vi sto guardando, a tutti voi, vi sto guardando. Chi sono i 3 paesi che hanno tradito Zelensky e l'Ucraina? L'Europa deve affermarsi come un attore forte e globale, come un attore indispensabile. Non deve chiedersi cosa succederà a Donald Trump, ma svegliarsi e iniziare a occuparsi di se stesso perché sia ascoltato nel mondo. Non ho capito, scusa. Un attore, quindi maschile, se stesso, dicevo, ma l'Europa è diventato un maschietto. Ci dai consigli. Bravo Zelensky. Ci dà dei consigli Zelensky, perché ormai fa parte anche lui dell'Europa e della NATO, certo, no, Sto guardando la prima pagina del quotidiano La Stampa, mi vorrei fermare qui perché c'è gente che veramente sta cercando il biscotto che gli è caduto nel caffè latte. Peggio per voi, andate a pucciare il biscotto mentre leggo La Stampa. Vado sulla Verità, dai, riprendiamoci. Il titolo allegro del quotidiano La Verità di quest'oggi, mercoledì 22 gennaio, è il suicidio dell'Europa. Trump ha firmato gli ordini esecutivi che affossano la transizione verde. La risposta della von der Leyen: noi andiamo avanti per schiantarci contro un muro. Claudio Antonelli: cambia tutto, Pechino ha già capito, la pacchia rischia di finire. Alessandro Rico: promessa mantenuta, USA via OMS serva di Gates e Cina, è il caso di restare? Matteo Lorenzi: stop ius soli, ricorsi, anche l'esercito anticlandestini, la polizia boicotta. Stefano Graziosi: libertà di parola, il tycoon elimina il bavaglio di Stato, l'Unione Europea lo rafforza. Francesco Bonazzi: Saviano, maledetto, per il braccio teso di Musk la sinistra perde la testa. Potentino il quotidiano La Verità di quest'oggi, che mette anche in prima pagina le 3 bimbe uccise da un terrorista islamico, ma l'hanno nascosto. Dopo 6 mesi di bugie e repressione, il governo inglese si arrende. Francesco Borgonovo. E poi, mentre negli altri paesi si pentono, Roma e Pavia, i Dem al potere, impongono teorie gender a scuola. Non può mancare sul quotidiano La Verità in prima pagina i vaccini. Sui vaccini i medici italiani sono più talebani della Pfizer. Il loro calendario per la vita ignora i rischi segnalati dall'azienda. Ne avete abbastanza? E non è male, alla prima pagina del quotidiano La Verità. Qualcuno potrebbe preferire invece Libero, guardate qua, chi ci guarda sul 252, sui social, ma anche sulla app, cliccando TV. Das Lane a Saviano, progressisti impazziti. Il titolo principale di Libero è comunisti su Marte, gridano al ritorno del nazismo per il saluto romano di Musk, peccato che sia un'invenzione.
L'editoriale di Daniele Capezzone, qualche riga. È ufficiale, sono impazziti. Se Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso aveva immaginato che il senno del protagonista perso per amore fosse finito sulla Luna, Elon Musk deve essersi portato nello spazio e presto anche su Marte. Il senno dei suoi nemici, ormai completamente andati fuori di testa, anzi fuori di Tesla. L'ultimo delirio consiste nell'accusare Musk per un presunto saluto nazista. Ora, anche un bambino piccolo e non particolarmente sveglio, prima di sparare sciocchezze, sarebbe andato a verificare il video. E cosa avrebbe trovato? Un Musk, nella circostanza più Barbara D'Urso che Adolf Hitler, che grida alla folla «Il mio cuore va a voi!» e subito dopo porta la mano sul petto quasi ad afferrare il cuore e a lanciarlo per 2 volte verso il pubblico. Apriti cielo! E l'editoriale prosegue, tutto da leggere, però in rete circola anche la foto di una Barbara D'Urso che fa il saluto romano, attenti, quindi capite che dipende anche chi manda il proprio cuore al pubblico, chi fa questo gesto. C'è chi fa il saluto di Marte, c'è chi fa il saluto di questo, di quello. Santa polenta. Uno dice: ma perché, Sammy Varin, ti sei inguaiato nella rassegna stampa? Non potevi fare un programma pomeridiano o serale per augurare la buonanotte? Intervista a Fontana, siamo sul Libero, l'autonomia convincerò anche il Sud, presidente di Regione Lombardia, ma anche docenti militanti. Il libro di testo anti-Salvini viene ritirato. Per la cronaca, sul quotidiano Libero oggi c'è anche l'intervista a Paola Concia. Questa sinistra fa solo gne. All'interno, le priorità di Bruxelles. L'Europa ci rifila la farina di larve. Poi la cronaca, Cervinia, investono una donna e fuggono, denunciati i pirati delle piste da sci. E oltre 7 milioni di spettatori, vince De Martino, superato Amadeus. Questo ed altro sul quotidiano Libero. Lo so, avete voglia che ci entri in Libero, lo so, ma dovete resistere. Resistete, perché prima volevo farvi fare un girettino sul Corriere ieri abbiamo spulciato Repubblica, oggi Corriere, per darvi modo di vedere quanti paginoni riservati al 47esimo presidente USA, ragazzi miei, meno male che abbiamo la versione digitale della rassegna stampa, altrimenti qui ci sarebbe da arrampicarsi sui quotidiani. L'offensiva del presidente e partono le prime cause, titola oggi il Corriere, già a pagina 2. Trump annuncia un investimento da 100 miliardi di 3 aziende per sviluppare infrastrutture per l'intelligenza artificiale e minaccia di raddoppiare la tassazione agli stranieri. Ma attenzione, si parla anche di Musk e il caso del saluto. Usate trucchi migliori, così ha risposto Musk a tutte queste menate. Giro pagina e 6 gennaio la storia riscritta. Salvati tutti i rivoltosi, oltre 1500 quelli autori di distruzioni, ma anche quelli che hanno usato violenze contro i poliziotti. Ma si parla anche delle feste al ballo della libertà tra Hulk Hogan e il clan Trump, la First Lady mistero Melania che intanto fa soldi con le criptovalute. Capite che spendendo soldi, acquistando il Corriere, e ce n'è. L'assalto allo Ius Soli per scoraggiare i migranti, sfidando la Costituzione, riguarda anche i figli di chi è negli USA con visto turistico o di studio. I narcos designati terroristi, oltre ai militari al confine, partiranno operazioni speciali. E poi certamente la Meloni che rivendica la scelta di esserci, così si consolidano le relazioni. Replica alle critiche per la sinistra: dovrei rompere con il nostro principale alleato. L'appello a rafforzare il pilastro europeo della NATO. Schlein attacca, si chieda perché dell'Unione Europea c'era solo lei. Avanti.
Avanti. Anche l'Unione Europea ora cambi marcia. Reagiremo ai dazi dell'America. A parlare così è la von der Leyen a Davos. Manteniamo l'accordo di Parigi sul clima. Domani l'intervento e collegamento del presidente degli Stati Uniti. L'accordo di Parigi continua a essere la migliore speranza di tutta l'umanità. L'Europa manterrà la rotta. Il commento di Federico Fubini si intitola Il malessere europeo e la spinta a superare le divisioni. Giro ancora pagina, siamo sempre sul Corrierone. Il leader ucraino: l'Europa impari a prendersi cura di sé, deve imporsi come un attore forte, globale e indispensabile. Com'era attore lui? Appello di Zelensky ai grandi, signori. Datevi una mossa, fate di più. 200.000 soldati per la pace. No, è inutile che guardate me. Io ho superato l'età, assolutamente, sì, ero allievo servente radiofonista sui carri armati, ho messo dentro il proiettolone dentro, ma ormai sono grande, anche vaccinato purtroppo. E comunque Zelensky, vedete, ci dà i consigli su cosa fare ormai. È europeo anche lui, in tutte le riunioni dell'Europa non manca mai. Il Senato vota. Avanti con gli aiuti. Senza non ci sarebbe più l'Ucraina. Siamo sempre sul Corriere. Marco Galluzzo ci ricorda quello che ha detto ieri il ministro Crosetto in aula. Vogliamo che la guerra finisca domani mattina e per far finire la guerra continuiamo a dare armi, ma non polemizzate, anzi sì, alle 8:45 la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli proprio sul Crosetto che ieri ha riferito in aula riguardo le armi in Ucraina. Ne avete abbastanza del Corriere? Non è ancora finito. No, perché effettivamente oggi è pieno di buoni, tra virgolette, propositi, il Corrierone, e a pagina 12 scrive anche: la consulta, autonomia, parli l'aula. Ora la Lega teme il blitz degli alleati. Tensioni in maggioranza anche sulle modifiche alla sicurezza. Decreto giustizia, sì, definitivo. E insomma, chiedere volete o non volete l'autonomia differenziata in un referendum è un interrogativo contra Costituzione, che non è possibile fare su una norma costituzionale. Io l'ho detto ieri, oggi lo dice il neopresidente della consulta Giovanni Amoroso rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti. Praticamente questi volevano cancellare l'articolo della Costituzione che loro stessi avevano inserito. Ma bada ben, boccaloni siete voi del PD. Tutti gli ostacoli sulla strada del governo. La prima mossa: definire i costi standard. Si parla di autonomia, ma si riparte soprattutto da una legge che chiaramente deve sistemare la situazione LEP, quindi questi livelli che ci devono essere da tutte le parti d'Italia uguali di assistenza. Bene il no al referendum, ma è giusto ripartire. La riforma era frettolosa. Sul Corriere l'intervista a Docchiuto, presidente di Forza Italia della Calabria. La riforma era frettolosa. Ci abbiamo messo quanto? 20 anni? Un po' di fretta, troppa fretta. Oggi acquistate il quotidiano Il Corriere e avete modo di divertirvi. Mi fermo, sì, mi fermo, avete ragione. Sono arrivate le 8:29, è il momento della pausa, la pubblicità, Acerbis, il meteo e poi una bella canzone di Paolo Mengoli, il suo nuovo singolo. Paolo Mengoli lo avremo proprio questo venerdì in onda da mezzogiorno alla 1 nella trasmissione Musica Indipendente. Restate lì. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La velocità aumenta il rischio di incidente.
Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Non c'è pace per l'Italia. Nelle prossime ore arriva una nuova perturbazione di origine atlantica. Temperature stazionarie o in leggero calo. Nella prima parte della giornata, eccezion fatta per piogge tra Liguria e Basso Piemonte, il tempo sarà asciutto praticamente ovunque, cieli grigi tuttavia al nord e irregolarmente nuvolosi altrove. Nel pomeriggio peggiora al nord-ovest, con precipitazioni progressivamente più diffuse e in estensione anche a Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Non c'è Avete ascoltato le previsioni del giorno. Grandissimo Paolo Mengoli. Beh, se avete vissuto gli anni 60, 70, 80, nuova canzone per Paolo Mengoli, si intitola Ladro. Lui però ruba carezze, baci, allegria, un delicato pianoforte, una melodia dolce di facile presa, non sono bastate però a far accettare questo pezzo a Sanremo 2025, ma il vincitore del Cantagiro e protagonista
di molti palchi italiani e mondiali, sarà con noi, come vi dicevo, questo venerdì alle 12:30 su Radio Libertà. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, sì, è una voce un po' raspin, aspetto sempre lo sciroppo alla bava di Numac, ma possibile che non ci sia qualcuno che lo ordini da Cerbis, non per sé ma per me? Sammy Varin, ma quanto pretendi dai tuoi ascoltatori? È già tanto che ti sentono e che ti scrivono. Grazie, io scherzo sempre, ma grazie a voi tantissimi che mi state messaggiando al 340-6709-659 commentando le notizie del giorno. Già, qualche esempio? A loro dà fastidio il saluto romano, a me quello comunista. Allora come la mettiamo? Voi che avete la possibilità di farvi sentire a tutti i livelli, rimarcate questa cosa. E poi certa demagogia si perde non sulla sostanza dei problemi, ma su cose che neanche i bambini si sognerebbero di tirare in ballo. È vero, neanche i bambini. Ma quale saluto romano, se si vede benissimo che si mette la mano sul cuore? Ma poi, quando anche fosse un nazifascista, come piacerebbe tanto alla sinistra, sarebbe così scemo da manifestarlo platealmente? A sinistra sono disperati perché speravano che questo governo fosse isolato a livello internazionale, così come fanno dalle alte gerarchie giudiziarie ai manumissori, quella roba lì dei treni, agli alienati che soffiano sul fuoco della rivolta di piazza sperando di trasformarla in popolare. Invece niente, quelli più fascisti restano sempre loro e rosicano. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy, von der Leyen vuol far cambiare marcia all'Europa? Le consiglierei di adottare il cambio automatico. Dai, rituffiamoci sui quotidiani perché tra pochissimo avremo anche la nostra ospite dal Parlamento, la senatrice Stefania Pucciarelli, per parlare di armi all'Ucraina. Il referendum ora è una grana per il PD. Si scrive così, sì, a pagina 12 del quotidiano Il Giornale. Sopravvivono solo i quesiti su giobate e cittadinanza che spaccano il campo largo. La battaglia CGIL contro la riforma del lavoro firmata dall'ex segretario PD Renzi è una spina nel fianco per i Dem, mentre i 5 Stelle non appoggiano la consultazione promossa da Più Europa. Insomma, avete capito, milioni di euro buttati. Ancora segnalazioni dal quotidiano Il Giornale. Oggi vale la pena acquistare il giornale solo per la pagina 13. L'intervista con Luca Zaia. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. È vero? Ha detto così alla fine. La decisione presa nelle ultime ore. Il governatore del Veneto, la consulta ci ha dato ragione. La riforma salverà anche il Sud. Non c'è bisogno di presentare Luca Zaia, mitico governatore del Veneto, leghista, padre della riforma dell'autonomia differenziata. L'altro giorno la consulta ha vietato il referendum abrogativo e dunque la riforma va avanti. Commento: mi diceva mio padre quando ero bambino, il tempo è galantuomo, e poi diceva male non fare, paura non avere. E il tempo è stato galantuomo perché la Corte Costituzionale, con molta autorevolezza, ha detto che questo referendum non sa da fare. E penso anche che la Corte Costituzionale, nel combinato disposto dalla sentenza di dicembre, insieme a questa di 2 giorni fa, affermi molte cose: che la nostra riforma è costituzionale, che l'autonomia non mina l'unità nazionale, che l'autonomia è un processo che deve essere realizzato. A tal punto crede in questo processo che addirittura ha proposto dei correttivi alla legge che non sono controproducenti per l'autonomia. Ma allora chi ha vinto e chi ha perso? Risponde Luca Zaia. In Italia non c'è mai qualcuno che perde, vincono tutti sempre. Io l'ho raccontato nel mio libro Autonomia, la rivoluzione necessaria, da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Come mi rispondono? Con fake news e false informazioni, centinaia. Lei lo sa, per esempio, che il presidente Napolitano, ex Partito Comunista Italiano, quando gli chiesero che cosa pensasse di quello che stava facendo in Veneto nel 2014, rispose che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità? Penso che un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico, che ha i ragazzi con il destino segnato in base a dove nascono
e dove c'è gente costretta a fare le valigie per curarsi fuori regione, dovrebbe capire che questo modello di Stato centralista ha fallito. Questi che sono contro l'autonomia sono dei nostalgici, sono a favore dello status quo che alimenta diseguaglianze. Chi è contro l'autonomia da oggi è contro la Costituzione. Mauara Borselli, che intervista oggi sul giornale Luca Zaia, gli chiede anche del terzo mandato. La sentenza sulla Campania può cambiare tante cose, risponde Luca Zaia. E poi la Lega ha vissuto momenti migliori, ma ha piena fiducia nel segretario. Oggi a pagina 13 sul quotidiano Il Giornale, che abbandoniamo perché sul quotidiano Il Tempo c'è la telefonata inedita, l'unico che ne parla, pagina 9. Così i carabinieri provarono a salvare Rami. Si parla della tragedia del corvetto con la collega Angela Bruni, che scrive come gli investigatori in diretta con gli operatori del 118 hanno parlato finché non è arrivata l'ambulanza. Stringa l'aorta, si muove la gente, il massaggio cardiaco praticato mentre i medici davano indicazioni in diretta. L'allarme: siamo i carabinieri, abbiamo 2 ragazzi a terra incoscienti, ci serve subito un'ambulanza. Non reagiscono. Le istruzioni: passami chi sta massaggiando, gli dia un pizzicotto tra collo e spalla, continua così, il ritmo è perfetto. Oggi solo sul quotidiano Il Tempo, a pagina 9, che si occupa anche del mistero sul rimpatrio lampo in Libia del capo della polizia ricercato dall'AIA, Osama Asmasbeh. Oh, ma perché, Sammy Varin? Ma fai gli esercizi, non lo so, la mattina alle 5. Osama, pronunciate con noi, Osama Al-Masri. Oh, e mi scuso naturalmente con questo stinco di santo fermato a Torino. Osama Al-Masri, è così semplice. Sammy Varin, guarda che potresti avere un genero che si chiama Al-Masri di cognome. Mamma mia, non ci voglio pensare. Arresto non convalidato, era stato fermato a Torino, l'hanno scarcerato, no, non convalidato, scarcerato dalla Corte d'Appello. Fermato domenica a Torino e ieri subito rimpatriato in Libia dopo o a causa di un errore di procedura giudiziaria. Si tinge di mistero il caso di Niamey Osama Al-Masri, cosa lì, capo della polizia giudiziaria libica noto come Al-Masri, fermato perché ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e violazioni dei diritti umani. Al-Masri, apposta a continuare a scriverlo, si trovava a Torino con altri 3 connazionali per assistere al match Juventus-Milan. Gli altri 3 libici sarebbero stati subito espulsi, mentre lui sarebbe stato trattenuto proprio in virtù di quel mandato di cattura dell'AIA. L'errore di procedura non avrebbe permesso la convalida dell'arresto in Italia, portando la Corte d'Appello di Roma a disporre con urgenza l'immediata scarcerazione del libico, che ieri pomeriggio è stato a sua volta imbarcato su un volo per Tripoli dal Ministero dell'Interno. Nel corso della procedura d'arresto sarebbe mancata l'interlocuzione e la comunicazione preliminare al Ministero della Giustizia necessaria in casi simili da parte probabilmente dalle forze dell'ordine che lo hanno identificato in seguito a quello che sembrava un normale controllo stradale. Sul caso è intervenuto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, secondo il quale si tratta di un fatto gravissimo. Maggi ha annunciato che presenterà un'interrogazione urgente al ministro Nordio affinché venga a riferire in aula nelle prossime ore. Ieri mattina però le forze dell'ordine italiane hanno sgominato un'associazione per delinquere dedita allo sfruttamento dell'immigrazione. La notizia che pagando qualche centinaia di euro a un trafficante che si fa chiamare King si potessero ottenere trasporti facili e sicuri verso Francia e Nord Europa partiva dalle coste tunisine con il passaparola tra i migranti e arrivava fino alla stazione degli autobus di Milano Lampugnano. È lo scenario svelato dall'inchiesta della Procura di Milano, che ha portato in carcere 7 uomini, 5 favoreggiatori, 2 autisti dei mezzi di compagnie private che lavorano per conto di Flixbus e BlaBlaCar e 23 perquisizioni a carico di una 60ina di indagati. Così quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che si occupa anche, qui naturalmente un sorrisetto, il caso di Palazzo Madama, se ne parla a pagina 11, magna alla buvette
e scatta la stretta del Senato. Magna alla buvette. Troppi estranei affollano bar e ristorante nel Giardino degli Aranci e i questori si infuriano. Gli assistenti parlamentari vigilino su chi entra. Un po' di attenzione ci vuole, ma anche un sorriso certamente con il quale salutiamo l'ospite in Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi alla senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buongiorno alle persone che ci stanno ascoltando. Grazie Stefania. Iniziamo con un sorriso, ma è vero questa notizia allora? Magna alla buvette, scatta la stretta del Senato, troppi estranei al bar del Senato. È vera questa cosa, Stefania? Ma diciamo che anche la scorsa legislatura a un certo momento è arrivata questa comunicazione, perché comunque si era un po' perso il controllo di chi poteva accedere alla buvette del Senato, ma banalmente è anche un po' un principio di sicurezza, anche perché ahimè spesso non sappiamo chi è presente. A volte può capitare che anche tra colleghi si possa parlare di cose che non vogliono essere divulgate e ce le ritroviamo qualche volta sulla stampa, quindi una vigilanza maggiore forse tutto sommato così male non fa. Capite signori, c'è sempre il motivo serio, perché uno si rilassa 5 minuti alla buvette, prende un caffè e dietro c'ha chissà quale giornalista che prende appunti. No, semplicemente registra. Parliamo invece di cose serie, perché ieri il ministro della difesa Crosetto ha riferito in aula sulle armi all'Ucraina, argomento sicuramente delicato che spacca un po' la Lega al suo interno, devo dirtelo Stefania, anche molti dei nostri ascoltatori vorrebbero che si finisse con questa storia delle armi. Fatto sta, come diciamo sempre, che la verità sta nel mezzo. Cosa ha detto Crosetto? Cosa dice la Lega? Crosetto di fatto ha riconfermato la necessità di andare a procedere con un nuovo decreto che consenta la possibilità dell'invio di supporto in armamenti all'Ucraina per la difesa di questo territorio. Ha evidenziato il fatto che se non vi fossero stati inviati questi aiuti nel corso di quasi 3 anni, oggi non ci sarebbe più il territorio ucraino, e questo è un dato oggettivo. È anche vero che la risposta della Lega, che di fatto fin dal primo voto di quella che è in pratica una deroga alla possibilità di invio di armamenti a un paese che è in guerra, perché noi di fatto approviamo una deroga all'invio di armamento a quello che è un paese in guerra in virtù dell'articolo 51 delle Nazioni Unite, che invece stabilisce la possibilità di un paese aggredito di potersi difendere. Allora, proprio con il principio di autodifesa di un paese aggredito, noi abbiamo deciso di aiutare il paese aggredito a potersi difendere, ma da sempre abbiamo sostenuto e richiesto a gran voce e in ogni consesso che, unitamente a quello che era l'aiuto agli ucraini di potersi difendere, dovevano essere attuate tutte quelle iniziative di mediazione per far sì che si giungesse velocemente a un cessate il fuoco e ad una pace. In realtà abbiamo visto che per gran parte di questi quasi 3 anni si è solamente continuato a parlare di invio di armamento. Siamo arrivati addirittura all'ipotesi di invio di armi a lungo raggio anche da parte dei paesi europei, e lì sì che sarebbe venuto fuori un problema, perché le armi a lungo raggio utilizzate dall'Ucraina in territorio russo poteva far cambiare il concetto di difesa, ma passando in quello di offesa alla Russia, e quindi con un rischio concreto di escalation, con anche da parte nostra una difficoltà oggettiva, perché di fatto veniva meno quello che era il principio della deroga, che era basata sulla difesa del popolo ucraino a poter
respingere quello che era un aggressore. Si è parlato anche da parte di qualcuno, in modo particolare di Macron, in questi periodi, di poter inviare su territorio ucraino militari francesi. Noi abbiamo sempre comunque risposto di no, che non era una cosa sensata, che non era neanche da poter mettere in discussione. Ecco, oggi a distanza di tempo noi vediamo tradotto anche in quelli che sono degli atti concreti presentati dal Parlamento la richiesta di intensificare il ruolo di mediazione proprio dell'Italia, perché noi abbiamo un ruolo naturale in questo, perché siamo sempre stati ponte naturale tra l'Oriente e l'Occidente, e quindi proprio per questo abbiamo una responsabilità non indifferente. E sappiamo bene quanto il dialogo, in modo particolare in questi momenti così difficili, non solo è possibile, ma è anche doveroso. Quindi io nell'intervento che ho fatto ho toccato il concetto di pace, perché noi abbiamo sempre fino ad oggi sentito parlare di una pace giusta, quella che doveva essere portata a termine per il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Io invece ho toccato il tema di una pace realistica, perché oggi noi dobbiamo tener conto di quelle che sono le condizioni mutate a livello internazionale, sicuramente mantenendo fede al principio che non è la prepotenza che può far valere su altro, ma dobbiamo anche di fatto riconoscere che il tema della diplomazia non può non tener conto di questi scenari che sono mutati proprio in questo periodo, e in primis quello che è un po' quanto già fatto trapelare da Trump, che ha di fatto chiaramente espresso l'intenzione di voler lavorare verso un cessate il fuoco e quantomeno un congelamento del conflitto. Ecco, noi siamo stati coerenti, perché da sempre abbiamo detto sia un aiuto a chi è stato aggredito, ma abbiamo anche sempre detto che allo stesso modo dovevano essere portate avanti tutte le iniziative per mettere le due parti a un tavolo ed arrivare finalmente alla pace, cosa che invece è mancata. E noi ringraziamo la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Stefania, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni per altre argomentazioni. A presto. A presto, buon lavoro. Qui Parlamento. E qui Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. Radio Libertà rassegna stampa, controinformazione a go go. Tra pochissimo anche con i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659. Scrivete, ma dopo le 9 anche telefonate in diretta allo 0292 94 7222. Altri ospiti sono in arrivo. I collage alle 11:10. Intervistiamo Tore Pazzi, voce basso storico dei collage, anche perché i collage arrivano a Monza, sì, rarissimo che arrivano al nord. Sabato 1 febbraio sono al Teatro Manzoni di Monza. Alle 11:30 Focus Lombardia con la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati, e parleremo naturalmente anche di sicurezza. Intanto però vi riporto per un attimo sul quotidiano Il Tempo, perché a pagina 11, oltre al magna magna, alla buvette, cani e porci che vanno lì a sgnonfarsi e ascoltano quello che si dicono i senatori, si parla anche di campo largo polverizzato, cioè venuta meno la situazione autonomia e non si può più andare a votare contro l'autonomia, adesso la sinistra litiga sugli altri quesiti. Il Job Act spacca la sinistra, renziani e moderati Dem in rivolta contro Landini and Company, l'ok della consulta al referendum fa venire a galla le divisioni, PD in confusione dopo averlo voluto quando era premier Matteo. Insomma,
capite bene che sono soldi davvero buttati. Giriamo pagina, sempre sul Tempo, a pagina 12, la relazione in Parlamento ieri, Antonio De Lai ci parla della verità di Salvini, sabotaggi finiti dopo l'esposto. Il ministro ripercorre tutte le esplosioni e gli incendi dolosi che hanno colpito Ferrovie dello Stato. Non ci facciamo intimidire. Ieri alla Camera, oggi parlerà al Senato. Giro di quotidiano. E vi porto sul quotidiano La Repubblica, che dedica un intero paginone all'aguzzino libero, già libero, libico libero. Oh, calma, Semivarina. Vabbè, la faccia non è delle migliori. È il generale, com'è che si chiama allora? Najem Osema Al-Masri, ma come l'ho detto bene, capo della polizia giudiziaria libica. Diciamo che, insomma, se uscisse con mia figlia non sarei felicissimo. L'aguzzino libico, già libero e rimpatriato. Vergogna da spiegare. La Corte d'Appello di Roma annulla l'arresto di Al-Masri, lo dico bene, Ministro non informato, il rientro su un Falcon dell'aeronautica, la Line, altro che inseguire i trafficanti. Parla il portavoce di Amnesty, era un ricercato, resta un criminale, dall'Italia schiaffo alla Corte dell'Aia. Un intero paginone oggi su Repubblica, che a pagina 26 però scrive anche dell'addio di Candi e agli ultimi operai il futuro fa paura. Brunella Giovara è andata a Brugherio perché da luglio la storica fabbrica lombarda, e chi di voi non ha a casa un elettrodomestico della Candi, proprietà della multinazionale cinese Haier, da luglio non produrrà più lavatrici. A rischio oltre 1.000 dipendenti e siamo decisamente un po' tutti preoccupati per questo storico marchio e per migliaia di persone che ci lavorano anche nell'indotto. Il quotidiano La Stampa si occupa della sveglia di von der Leyen, a pagina 10, la sveglia di von der Leyen con l'Europa deve cambiare, ci apriremo a Cina e India. Fa paura quasi come i dazi di Trump questa frase. La Presidente della Commissione da Davos stila le priorità, con Trump negoziati pragmatici, ma non sarà una corsa al ribasso. Bruxelles è preoccupata dalla retromarcia USA su clima e OMS. Cos'è che ha detto sulla Cina? Con la Cina dovremmo cercare benefici reciproci come risposta alla crescente competizione globale. Chissà quali saranno questi benefici reciproci. Giro pagina, sì, perché l'aspettate tutti voi sul quotidiano La Stampa oggi a pagina 11, i consigli di Zelensky. Avete problemi da fare, amore, il lavoro? Vladimir Zelensky può aiutarvi. Si scherza naturalmente, però sta cosa che ha cominciato a dare consigli all'Europa, ma sulla NATO frenati da 4 alleati. Dobbiamo pensare a una difesa europea. Così il presidente ucraino intervistato oggi a pagina 11 sulla Stampa. Germania e Stati Uniti contrari, ma se Trump cambia idea entreremo. Difficile trattare con Putin, non sa come uscire dalla guerra, serve un contingente occidentale. E ancora sulle armi, la Russia ha 30 fabbriche di armi, l'Europa 45, eppure produce la metà. Non investiamo a sufficienza, ragazzi. No, non ve la leggo l'intervista, non ve la leggo, vi comprate il quotidiano La Stampa, pagina 11. Volodymyr Zelensky. Bello anche la doppia meditazione sul quotidiano La Stampa, a pagina 12 e 13. Si parla di Trump, si parla dell'effetto Trump su molti di noi. Allora ci sono gli sfasati, il centrosinistra stranito, Schlein inabissata e la sindrome di Giuseppe. Gli sfasati. Il leader del 5 Stelle pensa a risolvere il lodo Fico. La segretaria PD insiste sulla sanità. Impegnati tra correnti e federazioni,
non hanno visto arrivare la vittoria di Trump, scrive oggi sul quotidiano La Stampa Alessandro De Angelis. L'immagine icastica mentre Trump scuote l'America e il mondo col suo discorso sulla rivoluzione, i capi e capetti del malconcio centro-sinistra italiano sembrano spaesati e in altre faccende affaccendati. Divertentissimo il pezzo oggi sulla Stampa, che una volta tanto la racconta bene anche alla sinistra, ma dall'altra parte ci sono gli esaltati. Salvini fa il copia e incolla delle proposte più estreme, Meloni tifa ma con cautela. La Premier, dopo gli sforzi per allontanare le nostalgie autoritarie, sceglie l'equilibrio, mentre il leghista Borghi, nostro ospite su Radio Libertà ogni martedì alle 9:40, chiede già di uscire dall'OMS e Orban invita ad occupare l'Unione Europea. Divertente anche il pezzo di Flavia Perina e lo spirito americano che si rinnova, il ritorno della fortezza americana con maiuscola, il titano dell'innovazione, la riscossa del noi sul nichilismo. Questo e d'altro quest'oggi sul quotidiano La Stampa a pagina 13. Mi fermo, c'è la pausa delle 9, la canzone indipendente, oggi un bel pezzo strumentale del figlio di Fausto Papetti, Marco Papetti. Ci ritroviamo tra pochissimo.
Guarda, io lo farei andare per tutta la mattina, perché e soprattutto se state facendo le pulizie, ci sono quelli che girano per la casa con le cuffiette e gli auricolari con l'aspirapolvere acceso. Guarda, Marco Papetti è l'ideale. Lui è figlio del grandissimo Fausto Papetti. Con Marco Papetti abbiamo fatto anche qualche compilation, la trovate su Amazon, scrivete Marco Papetti, Papetti Compilation. Robe bellissime, molto spesso suonate anche con il suo celeberrimo papà. Questo è Smooth for Love di Marco Papetti, con il buongiorno rinnovato alle 9:05. Lo so, siete lì che aspettate di entrare in onda, datemi ancora 5 minuti, intanto magari fateci un bonifico da 5 euro sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici, abbonati, o andate in posta, fate la coda col Maruchin e prendete quel modulo bianco, ci scrivete conto corrente postale 37671294 e scegliete di aiutare la redazione di Radio Libertà. A proposito di Maruchin, io ci scherzo sempre, ci mancherebbe altro, lo sapete, quelli che lavorano sono i benvenuti e spesso si spaccano la schiena molto più di noi. Sul quotidiano La Verità, quest'oggi, entrando all'interno, a pagina 10, stazione bus milanese faceva da hub per i clandestini. Ci sarete passati anche voi qualche volta, vi siete accorti che girava strada gente? Il terminal di Lampugnano, dove c'è anche la metropolitana, dove tutti noi parcheggiamo, chi arriva a Milano e non vuole beccarsi l'area B, l'area C, parcheggia a Lampugnano. Un terminal utilizzato da una banda di trafficanti. Con 250 euro si andava a Parigi. Per gli autisti complicità o botte. Se ne parla a pagina 10 oggi sul quotidiano La Verità, dove si parla quasi esclusivamente sulla Verità della struttura mascherata da centro culturale che stavano tirando su a Milano San Siro. Bloccati i lavori della nuova moschea abusiva. Una moschea abusiva mascherata da centro islamico a Milano? Lo aveva denunciato il centrodestra cittadino e pare avesse ragione. I lavori nel centro culturale islamico di via Gianicolo a San Siro, che erano stati denunciati da Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, e Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, sono stati infatti bloccati. La stessa fondazione che gestisce l'area aveva parlato online di post poi rimossi di una moschea in costruzione. Ah! Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Vogliono integrare gli stranieri, ma sperano che restino poveri. Chi ce la fa diventa italiano e non fa più figli. Pure il Papa non vede la contraddizione. Interessante meditazione di Boni Castellane quest'oggi sul quotidiano La Verità. Sto per chiudere, ma vado su Libero. Perché? Perché a pagina 5 di Libero c'è la Concia, Paola Concia, intervistata da Annalisa Terranova. Trump vince perché la sinistra fa solo gne gne. La femminista dice: i progressisti guardano al passato, dicono che Elon è brutto, l'estremismo woke è diventato violento e discriminatorio. Per contrastare Donald servono idee. Basta con la lagna antifascista. Dietro fronte, il patron di Tesla andava bene quando era vicino ai Dem, oggi per qualcuno è diventato un oligarca. Argomenti? La sinistra non vuol prendersi il rischio di fare proposte, non vuole governare, preferisce l'Aventino. E a proposito, Andrea Valle ci fa vedere fantoccio di Masca, testa in giù in piazzale Loreto, minaccia a Milano. Il gesto rivendicato sui social network dal collettivo di studenti Cambiare Rotta. Indagini della Digos. Ancora su Libero, a pagina 11, l'intervista al governatore della regione Lombardia. Riuscirò a convincere i governatori del sud, la svolta aiuterà pure loro, dice Attilio Fontana. Il presidente lombardo esulta dopo la bocciatura del quesito contro l'autonomia. Sono pronto a confrontarmi con i miei colleghi più scettici, a patto che la smettano con gli slogan e mettano sul tavolo questioni
vere. Fabio Rubini intervista oggi sul quotidiano Libero Attilio Fontana, che parla anche di cortocircuito della sinistra. Ha fatto una campagna referendaria contro 2 riforme approvate da loro governi, ed è bellissimo questo cortocircuito. Volevano fare un referendum cancellando l'articolo della Costituzione che avevano messo loro. Ultima segnalazione, mentre ho aperto anche le linee, apro 0292947222, riempite le linee. Quante sottolinee abbiamo? 10, 20, 30, 40? State lì, attendete, perché l'ultima segnalazione dal Libero è: la casa editrice ritira il libro anti-Salvini. Ne abbiamo parlato proprio ieri su queste frequenze. Il testo adottato in un liceo di Carpi sarà ristampato. Sasso della Lega: non basta, spero nell'intervento di Valditara. E poi di sotto Massimo Sanvito ci ricorda la scuola che si inchina all'Islam. Anche quest'anno tutti a casa ancora per il Ramadan. Dopo le polemiche dell'anno scorso, l'istituto dove il 40% degli alunni è musulmano sospenderà le lezioni per la fine del digiuno. Le famiglie italiane, scelta assurda. A marzo il bis a Pioltello nell'Interland di Milano. 0292947222 e apriamo le linee. Sentiamo chi c'è in linea. Grazie. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dunque io mi permetto di chiedervi una cortesia. Vai. Con tutti gli altri problemi va bene, io però ho ricevuto ieri, sono in tutela di e la fattura è praticamente quella del mese precedente 145, questa è 424 euro, quindi vi prego anche solo farmi sentire, perché non è possibile. Vanno bene tutti, per carità, tutti gli argomenti internazionali, però avremo un sacco di ammalati perché non potranno permettersi il riscaldamento. Ecco, Brava. Io volevo solo, poi chiamerò direttamente il gestore, ma non credo che riceverò qualche cosa di buono. Anche il governo veda di fare qualcosa. La ringrazio, Marina. Brava, e io ti dico, sospenderei le trasmissioni dopo questa telefonata, perché è una vergogna, e lo dico chiaramente da leghista celodurista, che il governo non riesca a fare nulla. Tu dici, non è tanto il governo quanto qualcosa di sopra che si chiama Europa, che ci ha obbligato ad aprire, certo, a liberalizzare le tariffe di gas e corrente. Almeno il mercato tutelato, almeno i fragili, soggetti fragili, signori, mamma mia, chissà perché. Io penso sempre agli immigrati, guarda come sono ridotto male, quando dico soggetti fragili ti penso nero, e invece no. I nostri anziani, i nostri vecchi, chi ha delle problematiche economiche gravi, deve essere tutelato. Li facciamo morire di freddo perché questi non accendono più riscaldamento, capite la situazione? È un appello che faccio alla buona politica. So che mi ascoltano ministri, senatori, deputati, non solo della Lega, non solo del centrodestra. Vogliamo fare qualcosa, un segnalino lo vogliamo dare a questa gente. 0292947222. La nostra radio serve, vive anche per questo. Pronto? Ciao Seni, sono Marco D'Amante. Ciao Marco. Allora, chi teme il problema dei dazi che Trump metterà anche l'Unione Europea, io suggerisco invece che potrebbe andare in questo modo, e la Meloni è andata probabilmente a Washington e ci andrà ancora, per un discorso di accordi bilaterali. Quindi Trump farà degli accordi bilaterali con gli stati e non più con l'Unione Europea nel suo insieme. Allora, noi perché abbiamo visto che nessuno, a parte la Meloni, credo anche Orbán, credo ci sia andato, almeno parlavano nei giorni scorsi che sarebbero stati loro due ad andare a Washington e nessun altro in Europa, perché l'Europa sta guardando altrove, e lo hai letto tu nella rassegna stampa di questa mattina.
apriamo a Cina e India. Giustamente tu hai detto, ma perché? E prima cos'era? L'Europa è 20 anni che ha aperto la Cina attraverso la Germania, la von der Leyen è tedesca, quindi noi abbiamo visto che i tedeschi in questi 25 anni dell'Unione Europea sono stati bravissimi ad inserire i loro uomini nelle commissioni giuste e quindi hanno un accordo preferenziale con la Cina. Cina e Germania hanno un interscambio commerciale annuale di 200 miliardi. Quindi l'Europa sta andando lì. E per quanto concerne le bollette, ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto che la transizione ecologica portata avanti a tutti i costi e ad ogni costo da questa Europa di pazzi, alla fine lo ha dimostrato la signora che ha chiamato prima di me, la stiamo pagando tutti noi? È un botto, ci costa un botto questa transizione verde. E per cosa fare? Per far guadagnare la Cina e tutte le aziende, soprattutto tedesche, che lavorano grazie alla Cina, perché l'Europa sta distruggendo la propria industria manifatturiera per diventare semplicemente un supermercato della Cina, e questo Trump penso che non lo voglia. Allora, o la gente ci sveglia, io spero che in Germania, che tra un mese si andrà a votare, la gente capisca e reagisca, altrimenti qua o in qualche modo l'Unione Europea implode, e io spero che questo avvenga in tutti i modi, oppure noi finiremo veramente come l'Africa, forse peggio. Ciao Sammy, grazie. Grazie, andatevi a ascoltare l'ultima canzone di Enrico Ruggeri, Non mi importa, la trovate su YouTube, un attacco all'Europa elegante ma potentissimo. Sono le 9:16, si entra in diretta senza filtro né censura, dite quello che volete sull'argomento che preferite, dovete solo comporre 0292947222 e restare in attesa finché non arriva il vostro turno. C'è qualcuno in linea? Sì? No? Ah, vuol dire che mi avete fatto cascare tutto quanto. Ne ho messa una sopra l'altra, ma quando poi siete in troppi, puff, cade tutto quanto. Allora mando in onda un audio, uno dei tanti WhatsApp arrivato al 340 6709 659. Sentiamo che dice. Ciao Sammy, Voilà. sono Walter. Ciao. Volevo dirti che io gli amici, quelli più cari, li saluto anch'io romanamente. Dico sempre, a Chicco! Eccolo lì, sta attento che ti beccano. Olio di ricino anche per Crosetto. Scherza Sante da Treviso. Chiaro che l'idea di mandare soldati in Ucraina, per fortuna la Lega c'è su questo fronte. Raffaella ci scrive, sarebbe bello che Musk querelasse tutti quelli che gli hanno dato del fascista, uno per uno, se lo può permettere, e poi vediamo quanti fantocci riuscirebbero a fare dopo che si ritrovano in mutande. Sì, è vero, Mi fanno poi notare che ieri era anche la giornata degli abbracci e nella giornata degli abbracci hanno messo Musk appeso a testa in giù a Piazzale Loreto. 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao Sammy, Uela. sono Rosa da Monza. Ciao. Ho in bocca una caramella. Comunque, tu parlavi prima dei ragazzi musulmani nelle scuole. Quando al Mattarello l'anno scorso, 3 anni fa, 2 mesi fa, disse buon Ramadan. Noi finché avremo questo Presidente della Repubblica andremo sempre male. Non fa un cacchio, va bene? Secondo, Zelensky si impicci degli affari suoi. Non venga a dare consigli a noi, che abbiamo qui degli ucraini che si lamentano di Zelensky e non lo vogliono capire, e la Meloni la smetta di baci e abbracci. Crosetto, lo so, lui per le armi va bene, dai, su, ti saluto, buona giornata. Grazie cara, li ha fatti fuori tutti questa ascoltatrice. No, scherzi a parte, io ritornando a Zelensky, cioè questo dai consigli all'Europa, questo che ci ha chiuso i rubinetti del gas con gli anziani che muoiono di freddo, e Zelensky che osa dare consigli all'Europa, ancora armi per Zelensky. Capite che c'è da arrabbiarsi fortemente.
Anziani, contattate il vostro comune per favore, perché il vostro comune, sono certo, sta aiutando cani e porci, poveri immigrati, che sono i più poveri del vostro paese, della vostra città, perché arrivano, non hanno lavoro, e poi con il ricongiungimento familiare arriva la mamma, arriva il papà, arrivano i figli, i nipoti, e sono i più poveri del vostro comune. Andate a bussare per favore alla porta del vostro sindaco, anziani, e gli dite che non avete i soldi per pagare la bolletta del gas, ok? 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Allora, sempre su Musk, visto che tutti i giorni c'è lui sia sui giornali che sulla nostra radio. Allora, volevo dire questo, aggiungere questo. Il premier laburista Johannes Gangster ha espresso inquietudine per l'influenza di Musk sugli affari politici interni dell'Europa. Sammy, la Norvegia terrà le elezioni a settembre e il partito laburista di Ster è al momento dietro la destra nei sondaggi. E poi aggiungo, da noi invece Musk è un simpatico imprenditore, secondo me, con cui procacciare affari da invitare alle feste dei giovani di Fratelli d'Italia come Atreyu. Forse è per questo che Giorgia Meloni piace tanto a Trump ed è stata definita un ponte straordinario tra gli Stati Uniti e l'Europa, mettiamoci un bel punto di domanda. Un ponte per veicolare che cosa, signor Sammy? A lei la risposta. Grazie, siete voi i migliori editorialisti. Alle 9:30 arriva comunque il nostro direttore Sallusti. Ancora un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì? Ciao Sammy, sono Giulia da Como. Oui. Allora, io prima di tutto il Crosetto, io non lo so, facendo fare esercitazioni ai soldati così con la probabilità di mandarle in Ucraina, il che è il colmo. Doveva mandargli i soldati, doveva mandargli l'armi. Io vorrei sentire il nostro governo e soprattutto anche quei dementi del PD, no? Dire di fare come fa Trump, cioè first l'Italia, e non a un certo punto sentire tutte le storie dell'Europa, una nullità in assoluto, storie dell'Europa, soldi in Europa. E noi siamo qui con le pezze, scusi, volgarmente nel sedere, che veramente la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese. Anche che prima pensavo di stare benino avendo lavorato una vita, oggi si trova impoverito al massimo. Perché cosa? Il nostro welfare va tutto agli extracomunitari, infatti stanno facendo delle truffe enormi, se si legge. La gente, la radio e la televisione non ne parla, però quante truffe del welfare stanno combinando gli extracomunitari, sia in università, sia che magari vengono e mantengono la famiglia, poi vanno in Tunisia o in Marocco con i nostri soldi, e noi invece siamo rimasti al palo. Ma è possibile? Per me prima l'Italia, prima gli italiani e poi tutto il resto. Finché non si capiscono queste cose, io mi chiedo la gente come fa a votare questi, come posso dire, questi sono dei gioppini, in mano a chi non lo so. Grazie cara, gioppini sì, ma intortati, acculturati da qualcuno. Chi li insegna a fare queste truffe a tutti questi immigrati? Possibile che abbiano studiato nel loro paese per truffare noi italiani? Qualcuno li intorta. Intanto, ve lo dico, sta montando sulle agenzie e anche sui quotidiani online la notizia della neonata rapita. La finta infermiera aveva simulato una gravidanza, la casa addobbata per la nascita e Sofia vestita di azzurro. Una storia stranissima. Una donna fermata con il marito avevano addobbato la casa per la nascita di un bambino che non esisteva proprio. L'hanno rapito, anzi rapita questa neonata, l'hanno vestita di azzurro la piccola Sofia perché avevano raccontato a tutti che era nato un maschietto e hanno fatto pure la festa in casa. Non c'è limite alla pazzia. 2 chiamate al volo, pronto? Pronto? Uela. Sì, ciao Sammy, sono Dario, chiamo da Valdobbiadene. Ciao. Vorrei dire una cosa, Zelensky propone la difesa comune europea, no? C'è un grande esercito europeo. Questo vuol dire far sparire dall'Italia tutte le basi americane, perché ci stanno un po' spaventando con la minaccia russa che
che la Russia dovrebbe invaderci da un momento all'altro, no? Io dai russi e dalla Russia ho sempre avuto, l'Italia ha sempre avuto grande ammirazione dalla Russia, per il suo passato, per la sua storia, per i suoi monumenti, cosa che invece gli americani non hanno, anzi hanno invidia della nostra storia, del nostro passato e della nostra cultura. Mi chiedo, continuiamo così, cioè abbiamo paura di farci invadere dalla Russia mentre siamo già invasi dagli Stati Uniti, abbiamo oltre 100 basi americane note e c'è qualcuno che dice 5 o 6 di quelle di cui non sa niente nessuno. Questa è un'invasione, non la paura della Russia. Dobbiamo aprire a India e Cina quando abbiamo la Russia che è da sempre parte dell'Europa. Hanno sempre tentato di invaderla la Russia, prima Napoleone, poi Hitler, ma nella storia mai la Russia ha tentato di invadere il resto dell'Europa. Facciamoci qualche domanda e mandiamo a fanculo Crosetto. Grazie. Grazie. Politicamente, of course, Trump in un solo discorso con Biden seduto di fianco ha demonito, stracciato, dilaniato tutta l'ideologia democratica, finalmente la libertà dall'oppressione comunista. Grande Trump. Crosetto dice che non siamo nemici della Russia e manda armi all'Ucraina. C'è o ci fa? Stesse almeno zitto che farebbe più buona figura. Ma guarda dove si attaccano i compagni al saluto di Musk, non hanno proprio nessuna idea logica, poveracci, schiumano di rabbia, sono verdi come le rane. Speriamo nell'emulazione dell'Europa, scrive qualcun altro. Possono dire tutto quello che vogliono i compagni, ma Trump ha alle sue spalle i voti di quasi tutta l'America. Trump col suo discorso ha resuscitato l'orgoglio americano. Questo è un vero presidente, non i qua europei. E ancora, a sentire quello che dicono i giornali di sinistra, ci si rende conto di come siamo scemi, di come siano scemi i compagni, che si diano una calmata, che qui siamo in Italia, non in America, non possono farci niente. 0292947222. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Uè Walter. Ciao Sammy, volevo dire due cose. La prima è questa. Radio Libertà ha trasmesso una bellissima conferenza del professor Brambilla sul welfare italiano, dal quale risulta che tutte le pensioni pagate a seguito di contribuzione sono in netto attivo, anche soltanto per i 16 miliardi di IRPEF che vengono versati da questi pensionati. Il problema del welfare in Italia è legato esclusivamente alle pensioni, chiamiamole di solidarietà. Anzianità, c'è gente che non ha versato contributi. Questa è la cosa prima importante, io la ritrasmetterei quella conferenza. La seconda, se tu sei così volenteroso, la storia di Tommy Robinson, mio figlio vive in Inghilterra ed è un uomo, Tommy Robinson, che ha denunciato per primo gli stupri di massa dei pakistani nei confronti delle ragazzine. Si è fatto 76 giorni di isolamento in galera perché la polizia ha fatto di tutto per tacitarlo, però non c'è riuscita. Ed hai visto che alla fine, attraverso quel fascistone di Elon Musk, è venuta fuori la storia, perché questi pakistani ne hanno fatte di tutti i colori. Ti faccio un esempio, un secondo ancora. C'è stato uno scandalo clamoroso perché un bambino inglese ha versato della Coca-Cola in testa a un bambino senegalese. La storia è: questo bambino senegalese disturbava tutte le ragazzine ed era un teppista in tutta la scuola. Questo inglese ha reagito facendo quello. Allora, questo bambino inglese ha subito di tutto e i professori sono stati tacitati con delle promozioni per non dire la verità, che poi è venuta fuori attraverso Tommy Robinson, che invito a seguire sui social. Grazie Sergio. Grazie a te per queste segnalazioni. Ne ha parlato in questi giorni La Verità e anche il quotidiano Libero. L'ultimissima telefonata al volo la prendiamo, se c'è, non c'è, allora vi leggo un whatsappino al volo. Dai, ne prendo uno a caso perché sono tantissimi, poi alle 11 proseguo la lettura. Quando potrò sentire la vera storia dell'invasione dell'Ucraina? Chissà se un giorno qualche libro di storia ne parlerà. Ma lo capiamo benissimo, il gridare alla paura fascista è l'unico aggregante che la sinistra ha per tenere la vecchia generazione come Prodi e soci. Usiamo la testa, la sinistra di 40 anni fa non esiste più. E ancora, Marco Papetti è come i Pink Floyd, musica da camera
perfetta per la senza, però anche per far quello sicuramente. E fateli sti figli, ragazzi miei. Me ne vado, ma ritorno. Certo, è una minaccia. A partire dalle 11 di nuovo con voi Sammy Varin, Potere al Popolo. Avremo ospiti collage, ma anche la senatrice deputata, no, consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati, alle 11:30. Grazie naturalmente ai nostri registi, a Sveva e Andrea. Ci risentiamo più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni